Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura un terribile incidente che si è verificato nel corso della notte lungo l'autostrada A20 Messina-Palermo all'uscita della galleria Telegrafo. Pesantissimo il bilancio con 2 persone decedute e 4 rimaste ferite, di cui una versa in gravi condizioni. Ci sarebbe una corsa clandestina invece dietro la morte dei giovanissimi Rosario Leto e Giulia Sorrentino, deceduti a seguito di un incidente stradale avvenuto il 15 maggio 2022 a Corleone. I carabinieri hanno notificato 2 avvisi di garanzia a 2 giovani attualmente indagati. 2 arresti a Gela a seguito di una sparatoria avvenuta la notte di Capodanno in via Petrarca. Un adulto e un minorenne sono indagati per tentato omicidio aggravato in concorso e detenzione illegale di arma da fuoco. Sequestro preventivo per circa 2 milioni di euro nei confronti della società edile che aveva ottenuto l'appalto dalla regione siciliana per la ristrutturazione del porto di Castellammare del Golfo. I fondali fragili e sabbiosi erano stati dichiarati come rocciosi. E ancora sbarchi a Lampedusa, 240 migranti arrivati nella notte. All'hotspot attualmente ci sono quasi 2000 ospiti. Un barchino di quelli approdati non è ancora stato ritrovato. Intanto in giornata saranno effettuati i primi trasferimenti. Ed è tutto per questa edizione. Nuovi aggiornamenti nel TG Flash di questa sera alle 19:30. A più tardi.